La telemedicina, ormai da tempo utilizzata nella cardiologia, ha un impatto positivo sulla sicurezza dei pazienti. A Padova si sono trovati per il terzo anno un centinaio di cardiologi e medici di medicina generale, tecnici e infermieri per fare il punto della situazione per una tavola rotonda coordinata dal nostro direttore Luigi Bacialli. La telemedicina può essere paragonata a una nuova terapia con vantaggi anche per l'organizzazione ospedaliera. Per seguire a distanza i pazienti, soprattutto i pazienti affetti da patologie croniche che fino adesso devono necessariamente recarsi presso le strutture sanitarie per eseguire i controlli. Le difficoltà a raggiungere spesso gli ambulatori ospedalieri sono molte per i pazienti, dovute all'età avanzata, alla difficoltà a spostarsi, alla residenza in luoghi scomodi e lontani, difficoltà che coinvolgono anche le famiglie. Aggiungiamo il numero di medici limitato e le risorse economiche che impongono attenzione, ed ecco la telemedicina una nuova forma di assistenza. Tutti i portatori di pacemaker o di defibrillatore che devono seguire in maniera regolare e ben cadenzata un calendario di visite presso l'ambulatorio possono ovviare a questa esigenza potendo essere controllati da remoto. Naturalmente si possono ricevere dalla rete i dati anche tra una visita e l'altra e intercettare eventuali situazioni pericolose. Che la tecnologia offre già moltissimo e dietro l'angolo ci sono novità addirittura rivoluzionarie che possono in qualche modo sconvolgere il panorama attuale. Il problema è chi gestisce questi dati, come li gestisce e chi si prende carico del paziente, perché non dobbiamo dimenticare che la tecnologia è al servizio del paziente. Lo scopo è migliorare la qualità di vita del paziente, gli aspetti organizzativi della sua vita e delle sue cure, individuare situazioni di pericolo, convocarlo in ospedale, fare cure preventive. Se il paziente non rimane sempre al centro di tutto, però i pericoli sono caos, ansia e peggioramento delle terapie. Ecco perché decine di specialisti si sono trovati a Padova. I pazienti so che sono molto soddisfatti perché abbiamo continuamente dei feedback e addirittura ci sono pazienti che si spostano da ospedale che non ha la telemedicina verso ospedali che ce l'hanno, perché hanno capito benissimo che è tutto nel loro interesse che questo venga utilizzato.